buonasera a tutti, siamo qui con Jimmy Raschione, come grazie, va? Allora, grazie. stasera parleremo delle buche ad orgali, giusto? Con questo modello che ha presentato e preparato Giuseppe Ciutti. Bene, parliamo in particolare di strade cittadine Mhm. dove spesso si devono fare dei lavori. Ecco, se lei toglie, Ecco. ecco, benissimo, vediamo, ecco, lo strato della strada. Ah. È una sezione abbastanza complessa, cioè sotto quello che noi chiamiamo schiaccia asfalto capotto. ci sono diversi strati. E noi ci siamo fatti costruire proprio una carruba di questi strati. Eccola qui, sembra un piro di cemento che è fatta da, si chiama tappeto d'usura, quello che noi normalmente chiamiamo asfalto. In realtà tutto questo è un conglomerato bituminoso, e cioè la parte che contiene asfalto. Sotto questo ci sono ancora uno strato cemenstruzzo e un altro strato compattastio, che sono le vere fondamenta della strada, che permettono all'asfalto di reggere il peso degli autobus e l'auto. Quindi quando si buca bisognerebbe ricostruire questa struttura. O quantomeno mettere del materiale con caratteristiche analoghe. Ora, che cosa succede? Succede che questo non sempre viene fatto. E quindi nel modellino noi abbiamo rappresentato questa cosa riempendo nuovamente lo scavo col materiale che è stato estratto e naturalmente frantumato, che alle volte viene rigettato all'interno dello scavo. Quindi perdendo le sue caratteristiche. Assolutamente, non solo non è compattastio e cemenstruzzo, ma soprattutto contiene molti spazi vuoti, perché quando noi gettiamo questo materiale ovviamente una caccata, questo materiale può cedere. Ora cosa succede? Succede che al passaggio dei grandi carichi, che sono tipici appunto dei camion e degli autobus, il materiale qui sopra comincia ad avere, premendo sul materiale sottostante, crea un vuoto. Che cosa significa? Che questo non è più sostenuto e si può crepare, cioè l'asfalto può cominciare ad avere delle piccole crepe. Appena si formano le crepe si infiltra l'acqua e l'acqua naturalmente genera in questo materiale che non è compattato una diminuzione di volume. In altre parole, l'asfalto non è più sorretto. E quindi come una casa che non ha più fondamenta e che quindi cede, sembra una cosa, non ho che farselo. Esattamente. E questo avviene nel tempo con la pioggia. Noi non ce ne accorgiamo immediatamente, perché dopo che viene rifatto l'asfalto sembra bellissimo. Poi arrivano le bestemmie, le bracetti rotti, eccetera. Quindi adesso lo sappiamo, lo sapete, ed è bene che si sa. È molto bene che si sappia. Oh, Questa volta non denunziano. tennisce, Da. mettimi da fuori. Bah.